Pace e bene. Dal santuario di San Leopoldo in Padova trasmettiamo la Santa Messa e affidiamo all'intercessione di San Leopoldo tutte le vostre intenzioni. Iniziamo con il canto Io non sono degno, al numero 118. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi. Oggi siamo invitati ad ascoltare Gesù, a riconoscere in Lui la salvezza, a credere, anche senza vedere chissà quali segni, perché il segno più grande è questa celebrazione, la Pasqua. E di fronte al Signore riconosciamoci peccatori, indegni, ma amati, e invochiamo la sua misericordia. Signore, che fai passare dalla morte alla vita chi ascolta la tua parola, Kyrie eleison. Cristo, che hai voluto essere innalzato da terra per attirarci a te, Christe eleison. Signore, che ci sottoponi al giudizio della tua croce, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Guarda, o Signore, il popolo a te consacrato e fa che, mortificando il corpo con l'astinenza, si rinnovi con il frutto delle buone opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Giona. In quel tempo fu rivolta a Giona questa parola del Signore. Alzati, va a Ninive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dico. Giona si alzò e andò a Ninive secondo la parola del Signore. Ninive era una città molto grande, larga 3 giornate di cammino.
Giona cominciò a percorrere la città per un giorno di cammino e predicava: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno. Vestirono il sacco grandi e piccoli. Giunta la notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sulla cenere. Per ordine del re e dei suoi grandi fu poi proclamato a Ninive questo decreto: uomini e animali, armenti e grigi, non gustino nulla, non pascolino, non bevano acqua. Uomini e animali si coprano di sacco e Dio sia invocato con tutte le forze. Ognuno si converta dalla sua condotta malvagia e dalla violenza che è nelle sue mani. Chissà che Dio non cambi, si ravveda, deponga il suo ardente sdegno e noi non abbiamo a perire. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece. Parola di Dio. Tu gradisci, Signore, il cuore penitente. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore. Nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Tu non gradisci il sacrificio, se offro olocausti, tu non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore contrito e affranto, tu, o Dio, non disprezzi. Tu gradisci, Signore, un cuore penitente. Ritornate a me con tutto il cuore, dice il Signore, perché sono misericordioso e pietoso. Lode e onore a te, Signore Gesù. Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. Poiché come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il Figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio, la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone, ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. Parola del Signore. Come dicevo all'inizio, oggi ci viene veramente sottolineato come sia importante ascoltare la parola di Dio, il messaggio di Gesù,
come in ogni celebrazione, il nostro primo incontro con il Signore avviene attraverso la sua parola. E abbiamo ascoltato questi esempi che Gesù riporta. Giona, che richiama la prima lettura, l'invito a conversione alla città di Ninive e l'effettiva conversione che apre Dio alla misericordia verso questa città pagana. Non erano neanche del popolo di Israele. E della regina di Saba, anche lei è una persona pagana, che sente parlare di Salomone e della sua saggezza e va per ascoltarlo. E allora Gesù dà questa sentenza. Se questi personaggi sono venuti, regina di Saba, per ascoltare Salomone, Giona è andato a Ninive, ha predicato e le persone si sono convertite, fate attenzione. Io sono qui in mezzo a voi, vi sto portando un annuncio, il più importante. Attenti a come ascoltate o come non ascoltate. Ecco, Gesù, potremmo dire, ha consapevolezza di una missione più importante della regina di Saba e di Giona. E l'abbiamo ascoltato anche domenica. Gesù inizia il suo itinerario di evangelizzazione, la sua missione, annunciando: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Cioè Gesù stesso presenta, lo prende ben presente e potremmo dire attua la salvezza di Dio, questo regno che ormai è Lui stesso, che passa in mezzo ai Suoi contemporanei, che rivela la bontà misericordiosa di Dio e che chiede di accoglierlo. E poi abbiamo ascoltato come dice: questa generazione malvagia cerca un segno. Potremmo dire i più contemporanei di Gesù, ma poi vediamo anche noi stessi. Cosa cercano i contemporanei di Gesù? Un qualcosa, un segno che accrediti che veramente Gesù viene da Dio, è il Messia, il Cristo. Ma questa disponibilità ad accogliere Gesù come il Messia non c'è. La malvagità è proprio di questo cuore chiuso, quasi che, diciamolo, pretende da Cristo che faccia qualcosa di così evidente, eclatante, che loro siano, diciamo così, ormai costretti, tra virgolette, obbligati a credere, perché hanno visto qualcosa di così grande che toglie ogni dubbio che Gesù sia il Cristo. E capite che questa non è fede. È quasi costringere Gesù a fare la volontà propria dei suoi ascoltatori, quasi a non fidarsi di Gesù. In fondo è questo. Cercare un Gesù che fa delle cose e che ci faccia restare così estasiati da dire: tu sei Dio, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il Messia. Gesù dice: questa è una malvagità, un cuore ostinato, un cuore che quasi pretende di comandare a Dio. Ecco, questo è un rischio che possiamo certe volte correre anche noi, quasi di mettere la nostra volontà davanti a quella di Dio, di vedere chissà cosa per poter credere, chiedere dei segni strepitosi per accettare la salvezza. Questa era la pretesa dei contemporanei di Gesù, ma alla fine questa pretesa giustificava un atteggiamento chiuso, per cui gli uditori di Gesù restavano nella loro incredulità, nella loro mancanza di fede. Dio ha manifestato in Gesù un desiderio immenso, un progetto che già aveva pensato fin dagli inizi, di donare a noi una vita che sia in comunione con Dio stesso, una vita che sia bella, perché nella giusta relazione con Dio, con il prossimo, con noi stessi, con tutto il creato. E questa dimensione persa a motivo del peccato e che perdiamo ancora oggi a motivo dei nostri peccati, ci viene di nuovo regalata da Gesù. E il segno grande
vedendo il parallelo di Matteo, è quello di Giona che rimane 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, che ci fanno capire che il segno grande che sarà dato, e questo sarà dato, sarà la morte e la risurrezione di Cristo. E oggi viene dato anche a noi, proprio per invitarci a guardare a Lui, a credere in Lui, anche se certe volte non corrisponde a quello che noi desidereremmo. Passa attraverso la via della passione, della morte e la resurrezione, per aiutarci a vincere la paura che abbiamo noi, della morte, della sofferenza, e credere che davvero è possibile una vita nella gioia, anche pur in mezzo alle prove, una vita che però ha una direzione, essere figli di Dio, essere per sempre in comunione col Padre. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate i fratelli e sorelle perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Ti offriamo, Signore, i doni che ci hai dato, perché siano consacrati al tuo nome. Rendili per noi sacramento di salvezza e farmaco di vita immortale, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori Sono rivolti al Signore. rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Con il digiuno quaresimale tu vinci le nostre passioni, elevi lo spirito, infondi la forza e doni il premio per Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la tua gloria, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.
Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Roberto, Rosa, Sergio, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Leopoldo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello, Dio, Che togli i peccati del mondo, abbi pietà. Agnello di Dio che togli i peccati
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, Ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, per la conversione dei peccatori e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Il Signore è la mia forza, al numero 205. Preghiamo. O Dio, che sempre ci nutri con i tuoi sacramenti, per questi doni della tua bontà, guidaci alla vita eterna, per Cristo nostro Signore. O Dio nostro Padre, in Cristo tuo Figlio, morto e risorto, hai redento ogni nostro dolore e hai voluto San Leopoldo paterna presenza di consolazione. Infondi nelle nostre anime la certezza della tua presenza e del tuo aiuto. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. O Maria Santissima,